Quello che ci siamo confrontati e che stiamo attendendo nel prossimo mese l'incontro con Veneto Strade per l'analisi del flusso del traffico, lo studio di fattibilità che dovrebbe consegnarci Veneto Strade per vedere i punti critici, e da quel punto di vista partiamo a trovare una soluzione di merito rispetto a questo. Così Stefano Baraldo, consigliere delegato alla mobilità della provincia di Padova, dopo l'incontro che ha visto confrontarsi i sindaci di Curtarolo, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino e Cittadella con quello di Piazzola sul Brenta sul semaforo della discordia, quello della frazione di Vaccarino che insiste sulla Valsugana. Un confronto necessario per mettere a terra le varie proposte, ma che per ora non ha dato risultato. È necessario infatti attendere lo studio di Veneto Strade per capire i flussi di traffico lungo la provinciale 47. A questo studio ci faremo un tavolo di confronto con Veneto Strade nel prossimo mese insieme all'assessore De Berti, che verrà qui in provincia ad esporre quali sono le analisi e quali sono i punti critici evidenziati su questo studio. Da lì ci siamo confrontati con i sindaci rispetto alla necessità che questo studio evidenzia ovviamente i problemi che potrebbero essere risolti, e da quello studio partiamo per trovare delle soluzioni condivise. Fondamentale per il futuro della Valsugana il passaggio di competenza ad ANAS, passaggio che consentirebbe maggiori investimenti per la manutenzione di questa importante infrastruttura. Stiamo attendendo tramite DPCM del Presidenza del Consiglio dei Ministri il passaggio di competenza, speriamo che sia più velocemente possibile in modo tale da fare investimenti da parte di ANAS più cospicui rispetto all'ente provincia, che ovviamente stiamo parlando di un ente superiore, quindi con grande portata di risorse e di investimenti.